questa esercitazione è fondamentale per fare squadra e quindi la finalità proprio dell'esercitazione è quella di avere un coordinamento e di affinare la risposta delle strutture operative sul territorio. In effetti immediatamente noi abbiamo attivato, perché siamo a conoscenza che sulla zona interessata dall'evento abbiamo 4 stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Quindi nell'immediatezza, proprio quasi in autonomia, io ho fatto mandare delle squadre sul territorio per andare a verificare questi stabilimenti e non hanno assolutamente danni strutturali. Ovviamente in questo caso qual è? Cioè noi abbiamo attivato realmente anche tutta la direzione, perché in un terremoto 5.5 con questi stabilimenti, con case di riposo, con la struttura del municipio, abbiamo bisogno di risorse del territorio. Voi pensate che noi abbiamo immediatamente 20-25 uomini che vengono mandati nell'immediato. Dopodiché abbiamo 5 sedi distaccate che possiamo, poi abbiamo il raddoppio del turno. Ad esempio l'evento, come si è verificato oggi, mi consente di avere immediatamente il raddoppio dei turni, perché io ho gente che mi smonta, quindi ho 15 persone che smontano, 15 persone che montano e quindi ho già 30 operativi, oltre ovviamente il potenziamento della sala operativa, del CCS e della sala di crisi. Poi il territorio qui mi consente di avere le squadre di Verona, quindi il raddoppio dei turni delle squadre di Verona, Rovigo, Padova e Venezia. Quindi è chiaro che si può tranquillamente stimare che in un primo momento noi possiamo arrivare per un terremoto almeno a 200 persone qua nel mio territorio, a Vicenza. Noi siamo in contatto con il Corem individua le strutture dove mandare, sia perché abbiamo simulato anche una casa di riposo, la casa di riposo San Giuseppe, e quindi il Corem va a individuare le strutture dove far insediare queste persone, anche perché hanno evacuato anche le scuole per precauzione, perché comunque abbiamo mandato delle squadre per una verifica strutturale, non ci sono danni. Gli unici danni consistenti allo stato attuale è sulla casa di riposo, dove avevamo il cedimento di una canna fumare, nulla di più.